Telefoni cellulari, orientamento religioso di Sonia Bottachiari e altri elementi che possono far luce sul caso della scomparsa della donna con i 2 figli adolescenti e i 4 cani sono costantemente al vaglio dei carabinieri. Le segnalazioni dei giorni scorsi vengono valutate, finora nessuna, dopo la verifica, è stata considerata attendibile. Il punto sulle indagini con il capitano Walter Cruiano, comandante della compagnia carabinieri di Cividale del Friuli, che sta indagando con i colleghi della stazione di Tarcento, su delega della Procura della Repubblica di Piacenza. Ogni segnalazione viene vagliata, si va sul posto, si contattano i colleghi del posto e si raccolgono, comunque si cerca di raccogliere tutti gli elementi oggettivi per cercare in qualche modo di censire su quel territorio con elementi di fatto concreti le persone che stiamo cercando. Cellulari trovati anche spenti che si possono individuare, c'è qualcosa? Abbiamo fatto delle verifiche tecniche, stiamo facendo sono in atto le verifiche tecniche anche sui cellulari e sul monitoraggio. Nessun movimento bancario? No, non abbiamo elementi di novità particolari. Li hai trovati o no? I cellulari non li abbiamo trovati. Dopo il ritrovamento delle lettere è aumentata la paura che la donna possa aver messo in atto azioni estreme per sé, i figli ed anche i 4 cani che hanno portato via da casa. Di un insano gesto che potrebbe far male ai suoi figli? No, noi siamo fiduciosi e quindi non siamo particolarmente preoccupati. Gli investigatori scavano anche nell'orientamento religioso di Sonia. Sicuramente gli orientamenti della signora, comunque i gruppi che la signora segue, in generale quelle che sono le sue idee, sono utili a fare le nostre verifiche. Non ci sono elementi certi, ma si valuta anche la possibilità che dopo aver parcheggiato l'auto siano stati presi a bordo di un altro mezzo da una persona con cui Sonia era in contatto. La famiglia ormai è tornata a casa, da dove segue gli sviluppi delle indagini e delle ricerche, ma rimane in costante contatto con i carabinieri. Col signor Iuri ci stanno interlocuzioni quotidiane e ogni elemento di novità viene comunque in qualche modo valorizzato e sfruttato nell'attività che stiamo facendo.